Una forma di malaria aggressiva che non gli ha dato scampo. Ha cominciato a sentirsi male nei giorni di Natale. Luigi Bovolenta, il 58enne di Vigonza, è morto in ospedale a Padova lo scorso 6 gennaio. L'agronomo era tornato il 19 dicembre dal Gabon, dove era stato per lavoro. Era un valutatore per la gestione forestale sostenibile per un organismo internazionale. I suoi viaggi nel bacino del fiume Congo erano frequenti. Le sue condizioni sono peggiorate il giorno di San Silvestre ed è stato poi trasferito nel reparto di rianimazione dell'azienda ospedaliera di Padova. Si parla di malaria cerebrale, che è la forma più grave di malaria. Storie sicure per Vicenza, insomma, è stato rinnovato il servizio. Ecco, una buona notizia per la città. Non una buona notizia, una grande notizia, ed era ora che le strade fossero più sicure, soprattutto per i cittadini che si muovono anche nelle ore serali e anche durante il giorno, visto le situazioni che abbiamo questo ultimo periodo. È una buona notizia, sì. Ecco, sì, sono contento. Perché allora? Perché dà un senso di sicurezza in caso di bisogno. Bene, dovrebbero girare anche un po' fuori, in periferia. Ecco, a lei cosa pensa riguardo? Io penso che potrebbero camminare anche a piedi, che forse a piedi si vede di più che non in macchina. Ottima di servizio, solo che effetto che si parla tanto di inquinamento con queste camionette che sono un po' datate, forse esalano più tanto anidride carbonica eccetera e gas vari. L'immobile che ospitava il centro sociale Il Bocciodromo nel quartiere Ferrovieri questa mattina si presentava così. Apparentemente nulla sembra essere cambiato, nonostante giovedì scorso alla scadenza della concessione fossero state riconsegnate al comune le chiavi dell'edificio completamente sgomberato. Gli attivisti, dopo averlo rioccupato abusivamente questa notte, ora rivendicano lo spazio a simbolo della lotta del quartiere contro la TAV, che prevede l'abbattimento di questo come di altri condomini e abitazioni nella zona. E noi siamo qua e continuiamo a lottare anche perché crediamo che i RICAV, cioè chi costruisce il treno ad alta velocità, debba anche mettere dei fondi e sopperire a esempio le famiglie che verranno sfrattate dalle proprie case. È scattata alle 7 la zona rossa attorno alla stazione di Padova. Per 60 giorni polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale si divideranno orari e strade tutto attorno, intensificando i controlli come previsto dall'ordinanza del prefetto. Se verranno sorpresi pregiudicati in atteggiamento aggressivo o molesto, verrà applicato il cosiddetto ODA, decreto di allontanamento, e non potranno rientrare nell'area rossa per 48 ore e poi, se necessari, si prevedono altri provvedimenti. Abbiamo appunto predisposto un piano dove continuativamente la zona della stazione e praticamente anche le aree, le vie, no, le limitrofe delimitate, parliamo di una porzione di territorio dove risiedono, quella individuata, 35.000 cittadini, 35.000 persone. Faremo anche dei servizi notturni. A Crealzo, sul luogo dell'incidente dove ha perso la vita Lea, la bimba di Altavilla, l'altra comunità esprime il suo dolore. Il sindaco ha voluto portare subito un primo vaso di fiori. Sì, era importante per me dare questo segnale. È un piccolo fiore, ma proprio per dimostrare la nostra vicinanza, il nostro affetto verso la bambina e soprattutto verso la famiglia, che in questo momento piange un grande dolore. Io speravo in un miracolo, le dico la verità, perché sono 4 giorni che tutti noi proprio come comunità di Creazzo abbiamo una grande tristezza. Notizia che io purtroppo ho già passato, perso una figlia anch'io per un incidente, quindi posso capire questi genitori, mi dispiace tanto. Rivoluzione cardiochirurgica, l'ennesima, che arriva dall'equipe dell'azienda ospedale Università di Padova, che vanta numeri da record: 47 trapianti nel 2024, 7.500 prestazioni ambulatoriali, stavolta nel trattamento di quella che si chiama endocardite infettiva in pazienti inoperabili. È stato effettuato infatti il primo intervento al mondo nell'aorta ascendente a cuore battente, senza cioè fermare mai il cuore e senza l'utilizzo di circolazione extracorporea, con una incisione di soli 4 centimetri. I pazienti, specie in Italia, sono sempre più anziani, quindi servono strade alternative alle operazioni chirurgiche complesse. L'età
si sta alzando, siamo forse al terzo o quarto posto come popolazione più anziana al mondo e quindi dobbiamo farci carico di identificare nuove strategie terapeutiche per i pazienti, i grandi anziani così definiti, per ridurre l'invasività dell'intervento stesso, per garantire quindi una miglior ripresa dopo l'intervento e una miglior qualità di vita. L'angolo di Lea, un'isola di pace in un mondo in fermento. Qui c'è la sua foto, una lapide in suo ricordo. Ma Lea è nell'aria, Lea è in una riflessione, in una preghiera, in un momento di raccoglimento. Lea è il suo destino, travolta una domenica pomeriggio di luce, di sole. È il 16 febbraio quando l'auto guidata da un 56enne ubriaco colpisce in pieno la piccola che finisce sul cofano e poi a terra. La corsa in rianimazione all'ospedale San Bortolo, poi i suoi occhi di bambina che si chiudono a 9 anni. Troppo presto. Ma la storia di Lea è una storia di luce. Luce per altri bambini in difficoltà a cui i genitori di Lea donano i suoi organi. E poi luce di speranza. Sì, perché Lea in fondo non è morta. La mamma trova questa poesia scritta da Lea in una busta. È il suo messaggio che sa di presagio, la sua eredità. Parole che vengono incise sulla targa che la ricorda e che sembrano sgorgare da un eterno presente. Tu sei qui, io sto pensando a te. Non so che mi succede, però non è normale. Non so chi sta parlando al mio posto, ma non puoi evitarlo. E sembra troppo vero. Ora porta via la mia voglia di piangere, vai via, perché con me soffrirai. Ti dico, vai via. Se hai paura di volare, allora vai via, non posso cambiare. A poche ore dall'ultimo Bomba Day che si è svolto a Montebello Vicentino domenica, il quarto in 3 anni, un altro ordigno inesploso è stato rinvenuto nei cantieri a poca distanza dagli altri. Si tratterebbe del quinto in 3 anni e del quarto negli ultimi 5 mesi, ritrovamento che porterebbe così Montebello e i residenti di Contraronchi a vivere il quinto Bomba Day. Il ponte sul fiume Guai è stato ripetutamente bombardato dagli alleati, dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo documentato più di 20-25 bombardamenti, per rendere l'idea un bombardamento, quindi un solo bombardamento durato un giorno, sono state sganciate 386 bombe, quindi magari non il 20% ma un 5-10% di queste bombe sono inesplose e questo rende l'idea di cosa ci sia sotto appunto il terreno in Contraronchi, nelle vicinanze appunto di questo fiume. Una bomba d'acqua che in un'ora ha messo letteralmente in ginocchio tutto il nord-ovest vicentino, la Valle del Lagno per intenderci. Pioggia di intensità tale da smuovere intere fasce di terreno e farle crollare sulle strade. È il caso della provinciale 246 che collega Valli del Pasubio a Recoaro Terme, chiusa dopo la massa di terra, fango, rami e sassi che l'hanno completamente invasa. Il comune di Recoaro ha deviato il traffico lungo strade alternative, incapaci però di sostenere il transito di mezzi pesanti. Per l'intera mattinata si sono tenuti sopralluoghi nella parte a monte del frane e il sindaco Armando Cunegato è stato in continuo contatto con il prefetto di Vicenza, ma è chiara la sua esasperazione per un territorio, dice, sempre più abbandonato. Ha emerso tutto un insieme di problematiche, di danni che noi ne abbiamo ormai, vorrei dire, anche per esperienza qui a Recoaro, ormai non ne possiamo più di quanto che sta accadendo. Sono aggiunte parecchie frane, smottamenti, problemi anche sulle valli vallette che purtroppo l'incuria anche da parte di chi di competenza si sta abbandonando il territorio e con tutti questi eventi atmosferici unici, ormai anche ieri, guardate che ieri è stata una cosa pazzesca essere qui. Il corpo di Leone Nardon, trascinato fino al bacino di Trissino, è qui che lo hanno ritrovato i vigili del fuoco intorno alle 8. 2 ore dopo anche il figlio Francesco viene recuperato dalle acque impetuose e fangose del torrente Agno e a qualche centinaio di metri a monte. Padre e figlio, 64 e 21 anni, sono stati trascinati per 15 chilometri a valle dalla furia dell'acqua. Una famiglia distrutta, inghiottita dalla voragine che si è aperta sul ponte dei Nori a Valdagno.
Pare fossero arrivati sul posto per dare una mano alla protezione civile impegnata nella gestione del maltempo, ma all'improvviso il ponte ha ceduto. Un boato pazzesco che ha risucchiato l'auto dove si trovavano padre e figlio. Abitavano a pochi metri da dove sono morti Leone e Francesco, la moglie e le altre 2 figlie chiuse nel dolore. Poche vie più in là la Sitec, ditta che il 64enne ingegnere aveva fondato 30 anni fa. Il figlio Francesco studiava per seguire le orme del padre, come racconta il responsabile tecnico dell'azienda. Li conosco da sempre, il ingegnere Nadon, l'ho conosciuto quando sono venuto a lavorare qui, mentre il figlio passava da quando era piccolo e poi è cresciuto qui, insomma, in questa azienda, veniva a fare gli stage. Quello che porterò sempre, io ho questo nodo qui che non mi lascia, almeno da quando è successo non mi ha ancora lasciato. Porterò nel cuore solo sempre il suo sorriso. Quello che porteremo tutti, perché era amica di tutti. Il dolore della comunità di Creazzo, che domani si stringerà alla famiglia di Elisa Spadavecchia, l'insegnante in pensione di 66 anni, originaria di Molfetta e residente da anni nel Vicentino, per i funerali che si svolgeranno alle 14:30 alla chiesa di San Marco. L'ultimo saluto alla prof tanto amata, il ricordo del suo sorriso, spento dall'incidente che l'ha coinvolta sabato scorso, travolta e uccisa in spiaggia a Pinarella di Cervia da una ruspa in manovra che stava lavorando sull'arenile. Chiuso per paura, non per ferie, non per scelta, ma perché lavorare così è diventato impossibile. Non sempre c'è spazio per la vittima e per il suo aggressore nella stessa città, così quando lui torna, lei chiude il negozio e se ne va. Ha paura. Questa è una storia che inizia a Vicenza sabato 31 maggio quando un senzatetto magrebino distrugge l'allestimento esterno e costringe la titolare Margherita Parolin a barricarsi nel suo negozio di Corso Fogazzaro per sfuggire alla violenza dello sbandato. L'immigrato viene subito intercettato dalle forze dell'ordine, per lui il questore firma il Daspo Willy che gli impedisce accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici e i locali che si trovano in centro storico, ma per la commerciante è angosciante vederlo passare continuamente tutti i giorni. Sta passando a debita distanza e non nascondo che in ogni caso mi provoca un po' di agitazione. Poi dopo 18 giorni di angoscia finalmente Margherita Parolin torna a vivere quando l'immigrato irregolare viene portato dalla questura al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo. Oggi è il mio primo giorno di vita, sono molto felice, sono liberata da questa ossessione. Margherita Parolin sorrideva, ma non era finita. Questo fine settimana l'immigrato inaspettatamente ricompare in città. A quanto pare avrebbe un certificato medico da cui risulterebbe che soffrirebbe di problemi di salute che rendono impossibile la sua espulsione dal territorio nazionale, come sancito da una sentenza della Cassazione. Per Margherita Parolin è uno shock e decide di chiudere. Questo è una vergogna. Io voglio protestare. Oggi ho deciso di chiudere il negozio perché ho paura, ma non solo per questo, perché voglio mandare un segnale molto chiaro. Le leggi oggi, la società è cambiata, l'immigrazione è cambiata. Stiamo vivendo un momento epocale completamente diverso dagli anni passati e quindi chiedo che ci siano delle leggi molto chiare, precise e severe. Se sei un delinquente che ruba, spaccia o se sei aggressivo e violento, deve esserci una legge fuori subito, te ne vai subito. Al via la zona rossa anche a Vicenza, provvedimento di necessità e urgenza emanato dal prefetto Filippo Romano e volto a rafforzare le misure di controllo in prossimità della stazione, anche in considerazione della contingente situazione internazionale e in relazione alla presenza della numerosa comunità statunitense presente sul territorio vicentino. Un provvedimento che riguarda anche le zone limitrofe alla stazione, interessate da fenomeni di degrado, di illegalità diffusa e di spaccio di sostanze stupefacenti. Il divieto di stazionamento sarà attivo fino al 30 settembre 2025 nell'area delimitata da Viale Retenio, Viale Venezia, Viale Milano, dal Quadrilatero, Corso Santi Felice Fortunato, Viale Ippodromo, Viale Verdi, Via Gorizia e Campo Marzo. Il divieto è rivolto ai soggetti non residenti all'interno delle aree
che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi e molesti, che risultino già destinatari di segnalazioni all'autorità giudiziaria per reati predatori come furti, rapine, percosse, lesioni e danneggiamento. Una misura che molti tra cittadini e residenti chiedevano da tempo. Volute sì. Io parlo non di me, parlo in generale, che risolva il problema, no, nel senso che non è che ghettizzando le persone da un lato o dall'altro della città, quindi spostandole si risolve il problema, al limite si sposta. Sono le 18 quando nel piazzale della stazione di Padova si scatenano momenti di forte tensione tra la polizia e gli attivisti pro-Palestina. Circa 400 manifestanti hanno unito le forze a suon di slogan per accedere ai binari, ma il cordone degli agenti del secondo reparto mobile della questura di Padova e di Bologna li ha bloccati all'entrata. Da un lato i manifestanti colpiscono con spintoni e aste delle bandiere, dall'altro gli agenti rispondono con i manganelli. Gaza sta bruciando, blocchiamo il porto di Venezia, gridano all'unisono gli attivisti che verso le 20 raggiungono quota 700. Un lungo corteo ha poi percorso Corso del Popolo e una volta arrivato in piazza Mazzini ha invertito il senso di marcia tornando nuovamente in stazione. Abbiamo un dovere, abbiamo una responsabilità, perché saltesi da dove siamo noi, si può fare qualcosa e si può fare, e bloccare, e fermare, e metterci contro. Non c'è da scappare, lo si deve fare, fine! Gli attivisti si sono poi dati appuntamento a lunedì per una nuova mobilitazione nazionale. Lancio di fumogeni in questo momento, c'è anche lancio di bottiglie, come vedete è un momento di tensione, sono partiti gli idranti. Sono le 12:45 quando via Messico si trasforma in una zona di guerriglia. Da un lato gli oltre 3.000 manifestanti del corteo Propal che da 2 ore paralizzavano Corso Stati Uniti e la zona industriale di Padova e puntavano verso il terminal modale dell'Interporto. Dall'altro la polizia che al tentativo di sfondamento dei manifestanti ha risposto con l'uso degli idranti e il lancio di lacrimogeni, preceduto dal lancio di lacrimogeni, bottiglie di vetro e palloncini con vernice rossa da parte dei manifestanti. Il corteo stia ripiegando. Dopo un ripiegamento accennato, il corteo torna sui suoi passi. Volevamo semplicemente andare al terminal dell'Interporto a attaccare 2 striscioni per denunciare appunto queste aziende che ancora commerciano con Israele e sono complici del genocidio. Abbiamo subito non una carica ma un sacco di lacrimogeni sparati dalla polizia. Un gesto assolutamente folle. I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima esplosione causata dalla deflagrazione di una bombola di gas. La deflagrazione è stata causata dalla donna che con un accendino ha dato fuoco alla bombola di gas già accesa, provocando appunto l'esplosione che ha colpito a pieno i nostri militari, causando poi un triste bollettino che abbiamo 3 militari deceduti. È il comandante provinciale dell'Arma di Verona a ricostruire gli ultimi istanti di vita dei 3 carabinieri morti nell'esplosione di via San Martino a Casteldazzano, zona sud di Verona, dove erano in corso, e non era la prima volta, una procedura di sgombero e una di perquisizione, un'irruzione programmata da giorni. In campo c'era una task force di uomini e mezzi specializzata in attività di questo tipo. Sono da poco passate le 3 di notte quando il casolare abitato dai fratelli Ramponi, Franco, Dino, Maria Luisa, tutti sessantenni, diventa una trappola mortale per il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 56 anni i primi 2, 36 il terzo, tutti e 3 inghiottiti in pochi attimi nell'implosione della casa trasformata in una Santa Barbara. Anche dalla visione che avevamo fatto precedentemente con
con dei droni abbiamo visto che sul tetto c'erano una serie di bottiglie Molotov, quindi c'era il concreto pericolo che ci potessero essere armi esplosive all'interno. C'erano delle Molotov all'interno della stanza da cui è partito l'esplosione. Esplosione che ha squarciato il cuore della notte di Casteldazzano, sotto shock i residenti e i vicini di casa. Mi sono svegliato di sobbalzo perché ho sentito questo boato, questa botta fortissima. Uno può aspettarsi una cosa del genere, vero? Cioè è sovrumano per una casa comunque di campagna diroccata, che io posso capire l'attaccamento e tutto quanto alla proprietà, però organizzare un assalto vero e proprio, questo qui sembrava proprio che li aspettassero. Cioè scusa, non ho capito. Non è soltanto un risultato personale quello ottenuto da Luca Zaia e che lui stesso sventola il K3 all'indomani dell'investitura di Alberto Stefani al suo successore, ma anche un segno per la Lega che verrà, un partito che potrebbe cambiare nuovamente pelle ingranando due velocità. Il riferimento ormai esplicito e ripetuto è al modello tedesco e alla ripartizione CSU-CDU bavarese. Ne ho parlato con Matteo Salvini più volte in questi anni. È uno spunto, no? Cioè, il nostro è un partito, diciamo, liberale e eterogeneo anche ideologicamente, quindi è uno spunto di riflessione. C'è una questione meridionale che deve essere risolta, però poi noi non dobbiamo avere il complesso di inferiorità e dobbiamo dire che esiste anche una questione settentrionale, che è una questione esattamente che ha la stessa dignità. Il sasso è ormai lanciato e di certo di questo eventuale nuovo corso qualcuno non farà parte. A chi gli chiede del generale, Zaia è tranchant. Per quanto riguarda Vannacci non è il mio benchmark e quindi non ho necessità di misurazioni, e vorrei ricordare che i vice segretari sono 4, non 1. In attesa di capire se ci sarà una Lega, chiamiamola federata, e quale sarà il futuro dell'ex governatore, Salvini canta vittoria, pacta sunt servanda, va ripetendo, e questo vale sia a Roma che a Venezia, dove di fatto, stando agli accordi preelettorali, 5 assessorati andranno a Fratelli d'Italia, 4 alla Lega. Questa è una vittoria frutto anche della generosità della coalizione, quindi non cambio gli accordi presi con Giorgia Meloni o con Antonio Tajani perché ci hanno votato in tantissimi. Per me la parola data vale, quindi il centrodestra vince se è unito e se permette a tutti di dare il meglio. Lega che doppia Fratelli d'Italia, 36,28% contro 18,69%, Forza Italia ferma al 6,3%, sotto il 2%, UDC, Liga Veneta Repubblica, Noi Moderati. È un giallo il dramma che vede impegnati da stamattina a Torri di Quartesolo gli agenti della squadra mobile della polizia scientifica che stanno effettuando i rilievi per una donna di 49 anni che stamattina alle 5 è stata trovata a terra ferita nel cortile del condominio dove vive. A dare l'allarme sarebbe stato il compagno. Arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno stabilizzato la donna portandola al San Bortolo dove è stata ricoverata in condizioni disperate. Sarebbero stati gli stessi sanitari ad avvisare la polizia che sta svolgendo le indagini coordinate dalla procura Berica per ricostruire quanto accaduto. Al momento nessuna pista è esclusa. Nel frattempo i parenti più stretti sono stati accompagnati in questura per essere ascoltati dagli inquirenti che stanno raccogliendo più elementi possibili. Ad attendere gli esiti e le ricostruzioni della vicenda, tutta da chiarire è anche il primo cittadino. Questa mattina sono stato allertato dalla polizia locale che a sua volta era stata avvisata dalla polizia di Stato che era intervenuta in via Zara. Al momento la vicenda ha i contorni del giallo e speriamo che venga fatta chiarezza quanto prima. Liti per la Baiare del Cane o per il posizionamento di una fioriera sarebbero questi i motivi che avrebbero spinto Moreno Violetto, 45enne di Fontaniva, operaio incensurato, a uccidere con un'arma da sparo e proiettili di fabbricazione artigianale Fatos Cenai, suo vicino di casa. 58 anni, l'ex guardia carceraria albanese era stata colpita alla testa l'8 giugno, una domenica mattina, mentre andava al lavoro nel maneggio vicino a casa con una bici a 3 ruote. Trovato da alcuni guardiapesca, Fatos Cenai sarebbe morto pochi giorni dopo. Un omicidio inspiegabile, una sospetta esecuzione che grazie al lavoro di indagine certosino condotto dai carabinieri del reparto operativo di Padova e della compagnia di Cittadella adesso ha un presunto colpevole.
ho più volte ribadito l'importanza che gli assessori si occupino esclusivamente della loro attività amministrativa, non si perdano in beghe politiche o partitiche. Quindi gli assessori non potranno, occuparsi di questo, dovranno occuparsi a tempo pieno della loro specifica attività. E questo è il messaggio che risuona tra i corridoi del Palazzo Grandi Stazioni nel giorno delle presentazioni ufficiali. Eccola la nuova giunta regionale del Veneto con i suoi 10 assessori chiamati uno a uno dal presidente Alberto Stefani, che inizia calando l'asso un profilo rigorosamente tecnico. Sono onorato di poter dire che il professor Gino Gerosa assume la delega alla sanità, alla programmazione sociosanitaria. Grazie professore, sono onorato della sua scelta. Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama internazionale, dirigente all'azienda ospedaliera di Padova, guiderà quindi l'assessorato più impattante, quello che da solo impiega l'80% delle risorse di bilancio, scorporato rispetto al passato il referato al sociale, che va alla trevigiana leghista Paola Roma, che avrà anche la delega allo sport e all'abitare. Sempre dalla Lega arriva Massimo Bitonci, nuovo assessore allo sviluppo economico, unico assente giustificato della giornata, che dovrà lasciare il posto di sottosegretario al Ministero del Made in Italy. L'altro leghista è il vicentino Marco Zecchinato, già sindaco Orgiano. A lui le deleghe all'urbanistica, enti locali, identità veneta. 5 posti in giunta confermati per Fratelli d'Italia, con il veneziano Luca Spavanetto che diventa il vice di Stefani. Il suo assessorato è pesantissimo, spaziando dal turismo al lavoro, materia quest'ultima che non sarà più della polesana Valeria Mantovan, che resta all'istruzione e alla formazione e si prende la cultura. A Diego Ruzza, già sindaco di Zevio, vanno trasporti e mobilità, mentre Filippo Giacinti, primo cittadino ad Albignasego, si occuperà di bilancio. Da Belluno arriva Dario Bond, anche per lui un super assessorato, agricoltura, caccia e terre alte con relativa gestione dei fondi comunitari derivanti. A rappresentare Forza Italia è la padovana Elisa Venturini, consigliere uscente, un passato da sindaco di Casalserugo, per lei protezione civile e ambiente. Pacta sunt servanda, aveva detto più volte Stefani, con riferimento alla spartizione tra alleati, e così è stato, ma la questione è anche geografica, con l'asse del potere che sembra spostarsi a ovest lungo la direttrice Padova-Vicenza-Verona.